Il ritorno dopo la pausa estiva ha consegnato un consiglio comunale intenso con il consigliere di maggioranza Pier Enrico Scalettaris che ha commentato la questione sicurezza in città. Adesso faccio una critica anche alla mia parte politica, anche a quelli che all'interno della maggioranza, non dico che sottovalutavano il fenomeno, ma insomma ne davano un peso minore e diciamo, io su questo, almeno personalmente anche da questi studi, ho sempre detto che la soluzione, ma quello che diceva Roberti peraltro, la soluzione non è unica, bisogna metterne in campo molte. Tengono banco anche le frizioni e i principi di frattura interni con Matteo Mansi che si è definito il San Marino della maggioranza. Più che San Marino mi colpiva la camicia nera, diciamo che probabilmente rispecchiava il suo umore di ieri sera, ecco. Insomma sono scelte personali, nel merito tutti, devo dire in maggioranza, abbiamo dato in qualche modo, se non ragione, la solidarietà a Matteo, nel senso che c'è stato questo scivolone, diciamo, comunicativo all'interno della maggioranza, lui giustamente, perché giustamente se ne è risentito. Nel merito del protocollo, adesso non so se abbiamo tempo di entrarci, ma devo dire che non la penso come lui. Scalettaris è anche tornato poi sulle iniziative dell'assessore Marchiol per la pedonalizzazione di Piazza Garibaldi. Sì, questa è una battuta che è stata fatta ieri in Consiglio, effettivamente, che sembra che quello che diciamo, fa Marchiol va fino in fondo subito, il resto no. Forse perché diciamo, è una cosa più facile, tradotto. Piazza Garibaldi, togliere le auto, voglio dire, basta un'ordinanza, infatti è quello che è stato fatto. Io questi arredi li vedo adesso sul giornale perché non sono ancora stato in Piazza Garibaldi, ecco, spero che ci sia qualcosa di più, francamente, che questi cubotti colorati e non dubito che ci sarà. Da una piazza all'altra, il gruppo consiliare invece spera di chiudere il suo progetto per Piazza 20 settembre. Il mercato coperto in piazza 20 settembre, ammesso che possa farsi. Dico ammesso che possa farsi perché, e per questo insomma, è stato dato anche un incarico all'Università di Udine, di cui ha parlato ieri il vice sindaco, perché è una piazza, come si può ben capire, vincolata, per cui insomma, ci sono tutta una serie di limitazioni, ma insomma, siamo convinti, ma credo che questo sia abbastanza condiviso da tutti, che possa essere diciamo, un modo molto significativo per rivitalizzare quella piazza. Ecco.